Il campo di atletica di Santa Croce ha contenuto a stento la folla di persone che ha voluto dire addio a Matteo Cecconi, il diciottenne studente di Litis Fermi, morto la mattina di lunedì scorso mentre seguiva le lezioni in didattica a distanza. Una cerimonia toccante celebrata da Don Stefano della parrocchia di Santa Croce che ha aperto l'omelia con i Vangeli di Pasqua e un commosso "Quanto ci manchi Matteo". Poi un segnale di vicinanza alla famiglia che per stessa ammissione di Don Stefano avrebbe potuto scegliere la via più facile per spiegare questa tragedia e invece ha costretto tutti a cercare la verità. Una risposta che ancora nessuno ha saputo dare a un gesto che, anche quando sarà chiarito, lascerà comunque un vuoto di significato. Antonella, la mamma, ha voluto salutare il suo Matteo con una lettera bagnata dalle lacrime di chi, come genitore, mai e poi mai avrebbe voluto sopravvivere al proprio figlio. Parole che hanno raccontato della grande curiosità di Matteo, del suo spirito critico, della sua passione per la filosofia e per i grandi scrittori come Kafka, Montale e Hemingway. E poi le tante testimonianze di amici, di compagni di scuola e boy scout, tutti con la voce rotta dal pianto e con lo sguardo al cielo, in cerca di una risposta, di un senso a tutto ciò che è successo.